Lavorare per la verifica delle condizioni di ciascun giocatore, ma anche per capire quale tattica attuare contro il Melfi. A questo sono servite le sedute che la squadra ha svolto sotto la guida del mister Raffaele Di Napoli. Anche oggi l'Acragas scenderà in campo per un allenamento. La bella notizia è che non ci saranno indisponibili domenica pomeriggio alle 16. Tutti i giocatori quindi saranno a disposizione del mister per contribuire alla sognata salvezza. Intanto, come novità dell'ultima ora, si registra la decisione della società di mantenere il massimo riservo. L'unico che potrà parlare con i giornalisti sarà il presidente Silvio Alessi. Per il resto, bocche cucite per tutti. La decisione è stata presa semplicemente per non turbare la vigilia dell'importante gara dei play-out e mantenere così alta la concentrazione. L'allenatore di Napoli e i giocatori, ha detto ieri il presidente Alessi, si stanno preparando benissimo, con la massima determinazione alla sfida che vale un'intera stagione, ed è giusto lasciarli lavorare senza distrazioni. Abbiamo deciso, aggiunge Silvio Alessi, d'accordo con il mister, che la squadra non rilascerà dichiarazioni prima della gara contro il Melfi. E cresce intanto l'attesa da parte degli agrigentini che non vogliono perdere l'occasione per dire io c'ero. Che ci sia bisogno del massimo sostegno per i biancoazzurri non ci sono dubbi. Speriamo che il messaggio sia compreso dalla stragrande maggioranza dei tifosi.